giornata molto intensa, molto impegnativa. Credo che sia una conclusione molto positiva questa esperienza dell'Inca, che la CGIL attraverso il segretariato Europa ha seguito e ha supportato dal primo momento, dal progetto Tesse, che è stato seguito dai nostri compagni del Belgio con il coordinamento di Stefano Tricoli, al progetto Esopo con la Francia e Italo Stellon, a questo progetto Accessor con il preziosissimo lavoro di Marisa Pompei. Credo sia giusto anche ricordare il contributo che a questa dimensione organizzativa del progetto ha dato Lucrezia Frittoli, che ha animato, diciamo, con la sua presenza i lavori di questo triennio di progettazione europea. Colgo l'occasione per informare tutti quanti che come segretariato continueremo in questa iniziativa. Abbiamo già avuto una prima risposta positiva dalla Commissione europea per il finanziamento di un progetto curato da Monica Ceremigna che si chiama Courts and Charters, corti e carte, e riguarda la possibilità che le cose che abbiamo sentito oggi ci diranno sempre più necessarie nel futuro, di formare una leva di giovani e di esperti sindacalisti cartenzieri nelle possibilità di accesso ai tribunali europei, alle corti di giustizia europee, sia per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia per quanto riguarda la legislazione e la giurisdizione europea più in generale. Le cose di cui abbiamo trattato in questi 3 anni, il lavoro atipico, il lavoro migrante, la mobilità dei lavoratori in Europa, l'assenza di un quadro organico di protezione e di tutela su scala europea, io credo consegnino a noi come sindacati nazionali, alla Confederazione Europea dei Sindacati come strumento di coordinamento, di rappresentanza e di iniziativa sindacale su base transnazionale, una nuova frontiera di lavoro da compiere. Siamo addirittura d'arrivo, dopodomani ci sarà una riunione importante del comitato esecutivo della CES, addirittura d'arrivo per approvare, speriamo, una ipotesi di piano europeo di investimenti per l'occupazione, il rilancio dell'economia europea, la crescita, la creazione di posti di lavoro stabili a tempo pieno e indeterminato per alcuni milioni di cittadini europei. Credo però che oltre a discutere di questo, oltre a discutere di temi che sono importantissimi per il futuro dell'Europa, l'armonizzazione delle politiche finanziarie e fiscali, l'unione bancaria, la dimensione istituzionale da completare attraverso un processo di sempre maggiore democratizzazione della vita istituzionale europea, ecco, questa dimensione sociale, la necessità di affiancare alla possibilità dei capitali di muoversi, delle imprese di competere su base internazionale, dei lavoratori di spostarsi da paese a paese, debba essere accompagnata da una forte regolazione dei diritti sociali e dei diritti del lavoro, la cui assenza è alla base di tanti fenomeni di dumping e di svantaggio territoriale che è il nostro compito provare invece a affrontare e a risolvere. Credo che in questa direzione il lavoro che stiamo facendo su scala europea continuerà. Ho già detto di questo progetto per provare, diciamo, a formare una nostra rete di sindacalisti in grado di padroneggiare con maggiore dimestichezza di quanto siamo in grado di fare oggi la dimensione della giustizia a livello europeo. Abbiamo un importante contributo dai nostri partner esterni. Questo progetto vede come partner i sindacati amici della CGIL di Spagna, Francia, Germania, Svezia. Abbiamo molte richieste di partnership da parte di altre organizzazioni. La CES ha chiesto di essere inserita nell'indirizzario permanente di tutte le attività che svolgeremo come CGIL in questo progetto nell'ambito dello sviluppo di questa competenza dal punto di vista giuridico e giurisdizionale dell'Unione. Credo che sia un terreno nuovo ma assolutamente importante da perseguire, su cui insistere, perché se è quella la dimensione in cui ci muoviamo, quella in cui cioè a Bruxelles, nell'ambito delle istituzioni europee, si decide buona parte anche delle politiche nazionali e delle vicende che poi riguardano concretamente le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini italiani ed europei, è lì che dobbiamo continuare a insistere.